tempo vola via, è inesorabile. A me sembra ieri che mi ero collegato con Luciano Ravasio, che abbiamo fatto la nostra cantatina, e siamo già a martedì, una settimana passata con il prof Ravasio. Oggi eravamo un pochino in allarme perché siamo passati io lo sono ancora, da Skype a Teams. Allora ci stiamo collegando, cambiato un po', un po' più articolato, no? Teams rispetto a Skype, ormai ci eravamo abituati, però ci siamo, professor Lavasio, professore Lavasio. Impareremo a usarlo. Gli esami non finiscono mai. Infatti. Ma mi vede? Ci vede? Sì, ti vedo, bene. Ciao mi sto Rava. abituando Senta prof, però una domanda gliela devo porre per quello che è accaduto qui a Bergamo. Sì, ho seguito anche tutti i vari ragionamenti. Non so più che cosa dire io sinceramente, però ecco, lei è professore. Credi che io lo sappia, però nessuno ha detto che purtroppo c'è anche una famiglia che ha dei problemi, nel senso del fratello che anche lui è in carcere. Cioè lei sta parlando del presunto assassino, diciamo così, del ragazzo che ha ucciso. E quindi voglio dire che a volte noi spostiamo tutto sul sociale, ampio, nel senso che diamo la colpa alla società di tutto quello che accade e non vediamo il nostro libero arbitrio. Certo, però è anche vero che la famiglia, giusto, prof, però è anche vero che è la famiglia che forma la società. Chi è che lo diceva? Forse Giovanni Paolo II, il Papa negli anni 70. Ma se adesso parli di famiglia sembri ancien regime, capisci? Cioè, è quasi diventato tabù parlare della famiglia perché la famiglia non è più così compatta, quindi poi ti qualificano chi parla di famiglia è di destra, l'altro di sinistra. E poi forse alla base di tutto c'è sempre sto manicheismo eccessivo in tutte le situazioni ormai. Cioè non c'è la dialettica, in fondo i filosofi si avevano abituati almeno a tesi, antitesi e alle sintesi nelle cose. Qui invece c'è sempre solo tesi e antitesi. In tutte le situazioni. Benissimo. Però sono argomenti molto complessi. Lo so, però non potevo non parlarne. Io sono stato via qualche giorno, non volevo crederci, perché l'ho letto domenica questa notizia, dico ma a Bergamo, da noi, un ragazzo di 26 anni viene ucciso però sai che anche a Treviso è accaduto. Ma certo, però in un contesto diverso, la discoteca, dove di solito siamo abituati a vedere anche purtroppo fatti del genere. Allora, andiamo invece alle sue immagini. Sul bonario qui, a parte che questi andavano a combattere anche loro. Ecco, qua sono i 1000, sono sbarcati. Sono i 1000 che nella notte dal 5 al 6 maggio partono per Marsala e così via. Poi avremo tutte le vicende collegate all'avventura garibaldina, ma c'entrano con noi per via che noi siamo la città dei 1000, certo. E presumo che tutti sappiano perché, ma a volte uno si meraviglia perché poi c'è sempre qualcuno che non sa come mai. E perché Bergamo ha fornito il maggior numero di volontari a questa spedizione. Del resto abbiamo anche l'hotel Città dei 1000 e il nostro amico Piercarlo Capozzi, che salutiamo, ricordava che erano i giorni della partenza dei 1000, insomma, online. E qui abbiamo Bergamo, Città dei 1000, Garibaldi. Ma poi noi non siamo solo la città dei 1000 perché ci sono stati questi volontari. Abbiamo per esempio il garibaldino più giovane, era di Caprino, poverino, Adolfo Biffi. Questo aveva 14 anni, non poteva aggregarsi alla spedizione, ma si è imboscato, insomma, è salito così di nascosto e purtroppo muore subito a Calatafimi, alla prima battaglia, e in malo modo, ecco, perché poi quando dopo vai a vedere, perché ti dicono anche aveva ricevuto 3 palle in pancia, poverino, pensa che fine avrà fatto.
però è No, anche stavo l'eroe più pensando, giovane bergamasco. certo, stavo pensando un 14enne che parte per un viaggio. 14enne che lascia il liceo, perché poi devi calcolare che è la borghesia, Sì? è comunque, ci sono anche operai, ma soprattutto non sono i contadini, non Sì. è la gente C'era un semplice. pensiero dietro, c'era un pensiero. Sì, c'era dietro l'ideale della Certo. patria unita, quel che vuoi, quindi questo, assieme ad altri, va a Milano in treno e poi riesce a partire perché non erano così organizzati. Sì, Figurati sì. che quando partono le navi Lombardo e Piemonte di nascosto dallo scoglio di Quarto, Mm? eccetera, eccetera, perché doveva sembrare che il Piemonte non sapesse, cioè che Cavour non sapesse di questa iniziativa, invece era tutta orchestrata. Dovevano anche aspettarsi delle armi a largo, perché avevano fatto una raccolta di fucili, di armi, come sottoscrizione, Mm? è solo che questi che devono portare le armi le rubano, Sì, sì. cioè già in partenza partono senza fucili, senza niente, per cui fermeranno a Talamone dove c'è un forte pontificio a prendere le armi. Vabbè, ma Mm. non voglio entrare Però per nei dettagli. è bello questo perché mi sarebbe piaciuto che questo 14enne Non è invece. così eroica la cosa, No, lo so, insomma. rimanesse in vita anche perché È un c'era po' all'italiana che ci sono i furbi. quella borghesia meridionale siciliana che invece voleva rimanere borbonica e quindi cioè, il contrasto intellettuale sarebbe stato interessante. No, non lo so perché poi ci sono tutti i romanzi. Io in università ho fatto proprio. Adesso non trovo più i miei appunti qua perché sai, Beh, lei è professore, quindi figuriamo. Però ecco, questo No, ci riporta la storia comunque dei mille, insomma. nel sud lo vedi bene con i romanzi Il Gattopardo, I vecchi, i giovani, qual è la posizione dell'aristocrazia Esatto. e la borghesia nascente, insomma, perché lì ancora abbiamo il principe di Salinas, insomma, Sì, sì, a comandare. avevano Non il ci sono timore di ancora questa Italia i unita. borghesi e quelli non sanno ancora cosa fare. Però vedi che il Manfredi nel Gattopardo capisce che se arrivano i piemontesi, lui avrà più opportunità poi anche di carriera, cioè diventerà ambasciatore a Vienna, diventerà ambasciatore in Vabbè, dai, una Francia. piccola lezione di storia Robe così. che ci sta. Però Ci sta. l'altra cosa che volevo sottolineare di Garibaldi, che era così popolare a Bergamo, che a un certo punto lo mettono in Piazza Vecchia. Poi l'hanno tolto, però. E quindi nel 1885 sostituiscono la fontana Contarini col monumento Garibaldi. E questo è l'errore, cioè l'ideologia non deve scavalcare la cultura. Sono d'accordo. Sul vissuto, quantomeno sul vissuto. Ecco. E sono queste le riflessioni da fare. Viva Garibaldi, ma viva anche poi chi nel 1922, che è poi il Caversazzi, che è l'intellettuale, dice: ma no, non al girl Mille e Garibaldi, portiamolo da basso alla rotonda dei Mille dove non c'era niente, per cui qualcuno dice: ma lì chi lo vede? E invece adesso vedi che lo vedono in una giusta collocazione. Giusto. Ma poi io volevo chiudere, sì? Non so se tu hai le immagini perché io non vi vedo più ormai. Vi ho perso. Ah sì, eccoli lì, questi in Piazza Duomo che vedi i soldati, sì? perché dal 6 maggio al 9 maggio ci sono i moti di Milano del 1898 dove il Netanyahu di turno prende a cannonate i manifestanti, insomma. Sì. E la cosa viene anche ricordata nell'Albero degli Zoccoli, quando i due sposini vanno a Milano a prendere il bambino, non so se ti ricordi. Sì? Vedi questi soldati a cavallo, è l'unico momento, diciamo così, di grande storia che Olmi inserisce. Comunque sta di fatto che dal 6 al 9 ci saranno, non sanno neanche quanti sono stati i morti, perché ovviamente l'autorità costituita non li ha contati di proposito. Queste non sono foto, ma sono disegni che rappresentano. Sì, sono appunto disegni dell'epoca. Devi pensare un po' a una sorta di 5 giornate di Milano, Milano sì. spostate però sugli scioperanti, ecco, che addirittura fanno delle barricate.
Al che il generale Bava Beccaris sparerà col cannone e ci saranno chi dice 300 morti, chi dice di più. Invece la canzone dice furono 1000 i caduti innocenti. E chiudo con la ballata del generale Bava Beccaris, che poi verrà anche premiato, sicché arriverà l'anarchico Bresci a uccidere poi il re che l'ha premiato, cioè Umberto I. Vada con la canzone, Ravasio. Alle grida strazianti e dolenti di una folla che panto mandava, il feroce monarchico Bava gli affamati col piombo sfamò. Furon 1000 caduti innocenti sotto il fuoco degli armati Caini, e al furor dei soldati assassini morte ai vili la plebe gridò. Su piangete mestissime madri quando scura discende la sera, per i figli gettati in galera, per gli uccisi dal piombo fatale. Voglio vederti adesso perché non ti vedo Siamo più. qua, siamo qua. Rava, Eccolo attacchi lì. la chitarra la prossima volta. Ciao Rava. Ma perché non la senti? No, non l'abbiamo sentita. Era in cappella, a cappella il nostro. Ma è strano. Perché, scusa, È Teams, è colpa di Teams, è colpa di Teams. Ciao Rava. Non so come va. Vabbè, Un dai, abbraccio, ciao, grazie per questa lezione di storia. State con noi, parleremo di Unitalsi, viaggio a Lourdes con Ezio Limonti, il presidente Unitalsi Bergamo.